Serie B-Win, tutti i colori della passione. 41esima giornata del campionato di Serie B Win. Al Romeo Menti di Vicenza arriva il Bari. I veneti inseguono la vittoria per continuare la corsa play-out. I pugliesi cercano i punti per la salvezza aritmetica. Prima dell'inizio il minuto di raccoglimento per ricordare la studentessa uccisa ieri nell'attentato alla scuola Morvillo Falcone di Brindisi, poi Calvarese di Teramo dà il via al match che vede subito in avanti la formazione ospite, pericolosa dopo 5 minuti con Forestieri che riceve il pallone all'interno dell'area, ci prova con il mancino, la manona di Frison a mettere il pallone in calcio d'angolo. La replica della formazione di Cagni al minuto 13 sul cross di Brighenti, clamoroso il liscio da parte di Elvis Abbruscato che a un passo dalla porta non riesce a impattare il pallone. Dall'altro lato la reazione del Bari porta al vantaggio della squadra di Torrente. Il minuto è il 15esimo, Andrea De Falco riceve sulla tre quarti 4 passi in avanti e poi scarica il mancino in porta. La rete quindi dell'1-0 per il Bari, il sesto gol in questo campionato per il centrocampista arrivato in prestito dal Chievo. La replica della formazione di casa arriva 10 minuti dopo, porta la firma di Nicolas Giani che raccoglie il corner e piazza di testa il pallone alle spalle di Lamanna. Primo gol in Serie B alla presenza numero 98 nel torneo cadetto. Spinge però ancora il Bari che cerca il nuovo vantaggio ancora una volta con Forestieri, stavolta l'argentino ci prova con il destro, bravo Frison a chiudere in angolo. Sul corner successivo va alla conclusione Scavone che si lamenta anche per una trattenuta, finisce a terra il centrocampista del Bari sul tentativo di conclusione sul tiro poi parato da Frison. Dall'altro lato la grande azione di Michele Paolucci al minuto 41 regala il completamento della rimonta alla formazione vicentina. Il gran tiro dell'attaccante biancorosso viene sporcato da Bogliasino che colpisce con il tacco e manda fuori causa Lamanna. La rete del 2-1 Vicenza, settimo gol in campionato per il numero 27, a segno per la terza partita consecutiva. Prima dell'intervallo ancora un'opportunità per la formazione di casa sul cross di Pinardi, ci arriva Bruscato di testa, stavolta inquadra lo specchio della porta, i riflessi di Lamanna che va a chiudere ancora in corner. Anche l'avvio di ripresa vede la formazione ospite in avanti, così come era avvenuto nel corso del primo tempo. Il corner di Bogliasino ci prova di testa Ciccio Caputo, il capitano della formazione pugliese. Il suo colpo di testa però non inquadra lo specchio della porta. Un minuto dopo la bella azione solitaria di Agostino Garofalo, fa tutto da solo, entra in area di rigore, va sul fondo, poi cerca il rasoterra chiuso in corner dai piedi di Frison. Dall'altro lato la replica del Vicenza si rivela ancora una volta micidiale, fa tutto Gavazzi con il mancino, pallone nell'angolo lontano, Lamanna è battuto per la terza volta. 3-1 per il Vicenza, terzo gol in questo campionato per Davide Gavazzi alla terza stagione con la maglia dei Veneti. Una partita che si mette in discesa per la squadra di casa, prova a riaprirla il Bari nel finale, prima con questo colpo di testa di Martino Borghese sugli sviluppi di un calcio d'angolo, pallone che però termina alto, e poi al minuto 32 quando la squadra di Torrente troverebbe il gol del 3-2 con il nuovo entrato Bellomo, ma Calvarese annulla per una posizione di fuorigioco molto dubbia di Mariano Bogliasino al momento del cross. E l'ultima opportunità, finisce 3-1 per il Vicenza che continua la corsa play out. Al Bari invece manca ancora un punto per la salvezza aritmetica.